È una grandissima delusione sia rispetto al contenuto, perché abbiamo chiesto con forza che il nostro territorio venisse riconosciuto per quell'identità pedemontana che non soltanto noi, ma anche la Regione a più riprese, dal punto di vista turistico, dal punto di vista della battaglia sul Tribunale, ha sempre confermato. Nella Regione finora ci sono sempre arrivati messaggi coerenti con questa identità pedemontana. Questa è una doccia fredda sull'argomento più importante per tutti i cittadini, perché non c'è tribunale che tenga, non c'è turismo che tenga rispetto alla sanità e al sociale. Ma è una doccia fredda anche rispetto al metodo, perché le audizioni fatte finora, i tentativi a questo punto abbastanza teatrali di ascoltare il territorio, i rappresentanti dei sindaci ma anche della società civile si sono rivelati per quel che sono, cioè una farsa, perché poi la decisione è stata presa fin dall'inizio e ora è esplicitata nella sua conclusione. Vi sentite presi in giro? Assolutamente sì, perché non ci sono motivi per giustificare questa testardaggine rispetto alle US provinciali. Martedì ci sarà la discussione in commissione, solo che arriva tutto a ridosso, tutto all'ultimo momento. C'è troppa fretta nel riformare, come abbiamo detto in tanti, abbiamo detto più volte, un sistema che funziona. I consiglieri regionali che sono radicati nei propri territori non possano obbedire così ciecamente a un ordine di scuderia, ma debbono mettersi in ascolto e devono anche capire che se vorranno mantenere un minimo di consenso presso le nostre comunità, devono ascoltarle